La tua radio. Va ora in onda Centro Ronchi. E sulle note di Beethoven apriamo il Centro Ronchi dando la linea a Tina Ghilardi e Francesco Nosari. Una buona giornata a tutti, una buona giornata, una domenica delle palme, quindi con il suo significato, e buona giornata anche a te Francesco. Buona giornata Tina, partiamo subito e sfruttiamo il nostro tempo. Un abbraccio a Matteo, buona domenica delle palme anche a lui e alla sua famiglia, genitori compresi che conosciamo, un abbraccio ai nostri radioascoltatori, 14 radioascoltatori più i due gatti Gregorio e Tilly che fanno 16 e ci ascoltano. Domenica scorsa abbiamo accennato per quanto riguarda, dato che mi chiedi sempre quando sono a contatto, quali sono le problematiche così. E per i contatti che ho io, molti sono abbastanza polemici, soprattutto gli imprenditori, cioè quelli che hanno le piccole aziende, chiamiamo tutti imprenditori, che si lamentano proprio per i costi che negli anni sono venuti a aumentare anche solo riguardo alla questione burocratica delle banche piuttosto che... Esatto, cioè ecco, l'unica cosa che mi preme dire è la conseguenzialità del ragionamento fatto domenica scorsa con quello che svolgerai oggi, cioè la distanza sempre maggiore fra i temi che gli apparati e le elite sociali di sinistra, trentennale la cosa, trattano in via quasi esclusiva, cioè l'innovazione tecnologica, i diritti individuali, l'apertura multiculturale, l'ambiente e simili, che sono tutti temi molto divisivi perché vanno a toccare le corde profonde della stessa struttura antropologica, non è che siano teorie che vengono espresse a livello politico, se ne discute e finiscono lì. No, hanno una loro applicazione pratica e a sostenere, a suscitare e aumentare quel moto di ribellione che c'è nella società proprio perché si sente sempre più distaccata da questi temi, stanno proprio queste applicazioni che vanno a cambiare abitudini, usanze, costumi, forme e modalità di rapporti sociali e familiari e anche addirittura l'usuale linguaggio che è quello necessario per dialogare e comprendere. Si crea così quella frammentazione, quella solitudine paurosa nella società che servono, che sono le precondizioni che servono per piazzare i pilastri del potere di questi apparati e di queste elite, le quali, secondo la teoria del fatto compiuto, cosiddetta teoria del fatto compiuto, che è poi la teoria della prepotenza e della violenza, piazzano nel corpo sociale strutture tanto imponenti quanto durature, tali da poter resistere a qualunque eventuale sommovimento e in grado quindi di indirizzare il futuro che si prospetta come sempre più carente di libertà effettive. Il loro operare è diretto in questo senso e quello che dicevi tu adesso, ad esempio,
Un esempio sono le banche, dove il direttore di banca, quello con il quale avevi rapporti magari anche pluridecennali, che conosceva personalmente il cliente, la sua famiglia, le sue potenzialità patrimoniali e quelle delle sue eventuali attività di impresa, è stato sostituito o quasi perché fa altro, da macchine che app, come le chiamano, centralizzate, macchine app che sono centralizzate, le quali non sono alla portata immediata del cliente. Il cliente deve imparare per conto suo a far funzionare, svolgendo un servizio che competerebbe alla banca, per di più pagandolo, perché questo è una meraviglia. Dopodiché, quando ha imparato, deve sperare che quell'istruttoria venga approvata da un algoritmo piuttosto che da un'intelligenza artificiale collocata chissà dove e secondo chissà quali input. Dopodiché forse, se la cosa funziona, potrà vedere un anonimo funzionario, un anonimo burocrate che agirà nei suoi confronti, si rapporterà con lui secondo criteri che non sono conosciuti, che sono dati da terzi e da altri e che prescindono sotto certi aspetti dall'interesse del cliente. La stessa cosa, se non peggio, avviene per i cassieri, laddove non ci sono più, e le persone, specialmente quelle anziane, sono in costante difficoltà anche solo ad eseguire le più semplici operazioni di banca. Dicevi tu giustamente, Tina, che riguardo i cassieri viene trasferito tutto a carico di quello che sono le aziende. Faccio un esempio: una volta si dovevano fare delle operazioni, si andava e le banche eseguivano queste operazioni. Esatto. Perché esiste, anche perché che è una cosa che ma guarda che vale per tutti gli enti, uffici pubblici, erogatori di servizi, vale per tutti. In maniera unilaterale. Anche questo è una cosa un po', insomma, non è una cosa giusta nemmeno questo, perché in fin dei conti sono tutti costi che vanno a aumentare quello che è poi, sì, uno può dire, ma è una differenza di 50 centesimi, per dire, però intanto sono dei costi che un costo qui, un costo là. Questo lavoro sui piccoli imprenditori che magari a fatica riescono ad arrivare a fine mese. Faccio un esempio molto semplice. Quando avevo iniziato a lavorare, sono un po' vecchietta, quindi gli stipendi venivano dati in contanti e uno aveva effettivamente il suo stipendio. Ora, come uno addebita una pensione o cosa, ci sono le spese di bollo, le spese di tenuta, l'Enel, sempre così, sono sempre 1,55 euro, perché hanno cambiato ultimamente e quindi hanno aumentato come ho detto, di 55 centesimi quello che sono prima era l'euro. Cioè sono tutte cose che in realtà, questo vale sia per l'imprenditore ma anche per la persona comune, in realtà non ha effettivamente quello che prende, perché comunque le banche o lo stesso Stato, attraverso le tasse che pone, mangia quello che è. Poi si possono dare gli aumenti, ma se nel contempo degli aumenti che aumentano anche queste piccole cose, io penso al pensionato come penso all'imprenditore, come penso a qualsiasi altra cosa. Ma ritornando all'imprenditore, il fatto è che una volta le banche facevano tutto, si portavano i documenti, si arrangiavano loro, una cosa e l'altra. Il fatto che non lo fanno più, che hanno cambiato necessariamente, l'imprenditore deve prendere una persona per poter fare questo. Quindi è l'imprenditore stesso che ha il servizio della banca e non la banca che è il servizio dell'imprenditore. E questo è già una cosa... Perché è fondamentale.
Ma si parla sempre di aiutare le aziende e tutto quanto, ma in realtà la cosa più fredda è proprio questa cosa di condizioni unilaterali che cambiano in continuazione da parte delle banche, perché sono unilaterali. E oltretutto c'è da dire che tutti guardano quello che sono i licenziamenti, le assunzioni degli imprenditori, ma le banche, lavorando meno, hanno diminuito le loro stesse persone che lavorano all'interno della banca, e quindi questo andrebbe un attimino guardato anche da parte del Stato, no? Non singolarmente l'imprenditore, ma anche questi enti che decidono in maniera unilaterale di cambiare il sistema, i quali quindi, avendo già tutto pronto, passando attraverso computer e cose varie, in realtà hanno meno personale. E quindi secondo me bisognerebbe fare una piccola attenzione anche a queste cose. Poi io capisco che la prepotenza della banca è più forte del piccolo imprenditore, della formichina, quali sono magari un singolo pensionato, cosa, ma in uno stato in cui dice che bisogna aiutare le persone perché fanno fatica anche arrivare a fine mese, questo lo dovrebbero guardare, e dovrebbero a un certo punto, come le banche impongono in maniera unilaterale, anche lo Stato dovrebbe imporre alle banche in maniera unilaterale. Non so se mi sono spiegata. No, è chiarissimo, ma ti dico di più, è proprio questo modo di procedere è quello che cerchiamo di far comprendere ai nostri amati radioascoltatori, è proprio i nostri politici, perché di un pensiero. Può sembrare una cosa da dire non mi devo mettere in mano per questa cosa qui, invece è molto importante, perché se tu cerchi di salvare quello che è il piccolo pensionato piuttosto che il piccolo imprenditore, una cosa e l'altra, queste cose qui che sembrano piccolezze, perché si dice per questo, ma questo, più questo, più questo, più questo, più questo, fanno una diminuzione della libertà, ma soprattutto la conseguenza del pensiero, quello che dicevamo prima, quello che sembra così astratto, si dedicano soltanto all'innovazione tecnologica, all'ambientalismo, eccetera. In realtà questa conseguenza porta a uno stravolgimento della funzione, cioè il popolo sovrano proclamato dalla Costituzione in realtà è un popolo bue che viene messo al servizio, è lui al servizio degli apparati, tutti gli apparati, Stato compreso, anziché il rovescio. E questo è uno stravolgimento della democrazia, cioè democrazia, potere di controllo quantomeno, potere, dovere di partecipazione del popolo alla gestione della cosa pubblica e dell'ambito sociale è stravolto. Il popolo detto sovrano in realtà è al servizio dei veri sovrani, e i veri sovrani sono questi apparati, questi dal pensiero di sinistra. Quindi c'è oggettivamente questo, tu dici piccole cose una l'altra dopo l'altra dopo l'altra, no, dopo l'altra dopo l'altra sono le conseguenze di un pensiero che ha stravolto il criterio democratico. Sempre più ci chiediamo, ma che roba è questa qua? E la gente è, per di più, essendo schiava o comunque serva di apparati, serva di elite, sempre più la società è frammentata, sempre più il cittadino, la persona è sola perché sostanzialmente è in balia di ciò che nemmeno può controllare, nemmeno può conoscere. Perché una volta c'era un rapporto personale, adesso neanche più quello, sei davanti alla macchina. Tu immagina quando una volta l'imprenditore andava, faceva l'elenco dei suoi bonifici, lo portava al cassiere, il cassiere si arrangiava lui. Fine, questa era la cosa logica, benissimo. Ma deve essere tutto pronto. Oggi con l'innovazione tecnologica cosa abbiamo?
che deve avere un dipendente che passa mezza giornata al telefono per fare gli stessi 10 bonifici, perché gli arriva il numero attraverso l'SMS, deve schiacciare di qua, poi l'operazione non funziona perché si interrompe la linea. Ma stiamo scherzando? Se l'innovazione tecnologica avere una persona che per mezza giornata sta al telefono per fare quello che in 5 minuti si faceva prima, è mica innovazione tecnologica questa via è oppressione. Ma stiamo scherzando? È oppressione. Ecco, quello che tu dici insieme, tu efficacemente hai detto una cosa, l'altra è quell'altra, altro che una cosa, altra è quell'altra, diventa un mostro che opprime, destinato a quello. La strutturazione è quella, c'è un potere sempre più impersonale, perché hai a che fare con le macchine, non con le persone, un potere sempre più impersonale e una massa di persone che devono agire secondo quel potere, che devono compilare moduli che sono incomprensibili e che non sono modificabili. E a questo punto mi chiedo, ma la libertà che fine fa? Se la direzione, se l'indirizzo è questo. Questo è quello che credo si debba dire e che tu con chiarezza hai detto. Ma che roba è? Dove siamo finiti? È stato quello che mi dicono una serie di piccoli imprenditori. Certo. È proprio questo cammino, questo indirizzo che non va assolutamente bene. Innovazione tecnologica no, è l'innovazione della servitù, è l'innovazione, è il neofeudalesimo quella roba qua. Non è un progresso o un processo di natura democratica, non è un processo che facilita la gente, figurati, quello lì che una volta faceva l'elenco dei 10 bonifici, poi si arrangiava il cassiere, perché è compito della banca farlo, invece adesso deve farselo lui, cioè svolgere un'attività che è quella della banca, sperando di non sbagliare e per di più pagando il servizio a chi lo dà, ma a chi non lo dà. Questo qui è proprio il concetto burocratistico. Non accettano nemmeno i versamenti perché devono essere fatti tutti tramite banco. Ma... Certo. Non sapere esattamente come poter utilizzare gli strumenti che ti sono messi a disposizione, ma anche quello funziona o non funziona. Si interrompe il banco ma tu non hai più i soldi, ma stiamo scherzando. Ora quindi la stessa cosa comunque vale per tutti gli erogatori di servizi, vale per lo Stato, non parliamo poi degli uffici pubblici, ma c'è anche un corollario che volevo sottolineare, cioè un comportamento di questo tipo, cioè il fatto che questi uffici, dalle banche ai servizi dell'acqua, del gas, del telefono, dell'energia elettrica, non sono immediatamente attingibili perché devi schiacciare il tasto 1, 5, 6, poi il numero non è quello, cioè non sono immediatamente attingibili. Quindi comunicare con questi è diventato pressoché impossibile. È comunque a mio avviso una concausa colpevole e irresponsabile dell'esponenziale aumento delle truffe che vengono perpetrate da coloro che si presentano alle porte delle case dicendo, tutti in divisa, tutti muniti di regolare tesserino, dicendo di essere l'addetto dell'ente erogatore dell'acqua piuttosto energia elettrica. Nessuno è in grado immediatamente, in tempo ragionevole, di controllare l'identità e l'effettiva funzione di quelle persone. Nessuno. Perché è impossibile raggiungere l'ente. L'ente non ti avvisa nella sua superiorità grande che fa assolutamente quello che vuole e le truffe si moltiplicano. Perché quella gente qui, munita a tutti, ripeto, il tesserino è in divisa, mica sono scemi i truffatori, si mascherano, si mettono recitano la loro parte
nel modo migliore possibile, si presentano, tu non sei in grado assolutamente di controllare niente perché non puoi contattare, non riesci, è quasi impossibile contattare questi enti superiori che sono nell'empireo, ed ecco che si moltiplicano le truffe, i furti, si moltiplicano quelle robe qua. È con causa irresponsabile e colpevole. Perché? Perché questi enti sono superiori, non possono essere attinti perché devono essere lasciati nel loro empireo a fare quel cavolo che vogliono. Non sono al servizio della comunità, non sono al servizio dei cittadini. Ed è questa la conseguenza diretta di quel pensiero, di quel modo di operare tipicamente che per 30 anni è stato impostato e ora imposto dal pensiero, cosiddetto pensiero di sinistra. E a questo dobbiamo, secondo me, questa è politica, a questo dobbiamo pensare, dobbiamo ribellarci e dire qui, ribellarci anche perché non è democrazia, perché quando non hai il controllo di funzioni essenziali, non parliamo di sovranità popolare, non è sovranità popolare, non è democrazia, parliamoci chiaro. E gli stessi partiti che hanno sempre detto di essere i perni di questa democrazia non sono in grado di controllarla. Nei partiti in generale è venuta meno anche la discussione. Cioè, queste sono le tappe che conducono a un distacco sempre maggiore fra poteri che sono inconoscibili, addirittura governati da macchine, da algoritmi, da intelligenze artificiali, e il popolo. Ma il popolo è quello che soffre per le guerre in corso, militari, economiche, di interessi contrapposti, per la pestilenza cinese e le sue conseguenze. Ma stiamo scherzando? Qui stiamo giocando col fuoco. Ecco, ho questa netta sensazione, e c'è un problema fondamentale, un problema di democrazia che sostanzialmente ha ribaltato il criterio del rispetto anche per il popolo. Se io ho uno che viene lì col tesserino, mi dice che è quello dell'acqua e io non posso sapere chi è, cosa fa, se è un truffatore, che cavolo è, perché non posso contattare l'ente che io pago, qui siamo allo stravolgimento completo comunque di un criterio feudale e imperiale, dove tu ti devi arrangiare, affari tuoi, e io faccio quello che voglio, ti fornisco quello che voglio e tu mi paghi, perché questo è oggi come oggi il criterio che è invalso, e la chiamano progresso tecnologico. Mica progresso tecnologico quella roba qui è oppressione. Non so, ho espresso il tuo pensiero o ho sbagliato qualcosa? No, come ti ho detto, io ho riportato perché si stanno proprio lamentando, cioè gente che paga regolarmente le tasse, e dicono però così non si può andare avanti, perché comunque le condizioni sono sempre unilaterali. Arrivano all'estero, abbiamo cambiato le condizioni e hanno in maniera unilaterale, ti scrivono anche. Quindi, cioè, queste cose qui sono, loro dicono, sono inaccettabili, non è possibile. Persino una volta andavamo almeno a fare i versamenti, adesso tutto con la banca, ma mi dicevano assegno cosa, poi se c'è qualcosa che non va, non c'è più diciamo che la banca che non fa più il suo servizio, che faceva come magari hanno preso il conto corrente, adesso dico una stupidata, perché non è che poi mi hanno detto tutto, magari l'hanno preso 20 anni fa cioè in un certo senso loro hanno detto che i costi sono alti, anche di queste cose piccole aumentano di quelli lì, loro hanno tanti, e quindi anche queste piccole cose contano. No, non è che contano, sono fondamentali. C'è un ragionamento anche poi, se prendiamo anche le persone normali che ricevono magari una pensione, uno stipendio, cosa, non è reale quello che prendono, perché poi si sono tasse dai selli o per pagare la via così, in realtà il potere di acquisto
sono meno soldi, quindi meno potere anche di acquisto, no? Quindi anche sono piccole cose, comunque queste cose sono le cose sentite insomma ultimamente, che mi hanno ripetuto negli ultimi mesi abbastanza spesso, quindi mi sono sentita di dirlo e credo che un ragionamento anche su questo debba essere fatto, ecco. Secondo me anche dei nostri politici di intervenire su queste cose qui, perché in fin dei conti a me sembrano cose importanti queste che mi hanno detto, quindi le ho riportate qui, diciamo così. Ma guarda che il fatto che tu sottolinei la unilateralità delle posizioni, quando un rapporto contrattuale diventa unilaterale, è la legge stessa che ti dice che è nullo, cioè non è più un rapporto, quindi cambia il rapporto stesso. Non è più un rapporto, tu sei uno servo, sei uno schiavo e c'è chi comanda, non è più un rapporto, è un potere di imperio. E questo è lo stravolgimento che tocchiamo tutti i giorni e che la nostra gente tocca tutti i giorni. Facendo questi esempi e ponendoli come conseguenza di un sinistro pensiero, la gente capisce a questo punto che effettivamente è cambiato il modo di intendere l'essere se stessa all'interno di una società. È cambiato in questo senso. E c'è un sacco, si sono moltiplicati gli enti e i soggetti che possono importi qualcosa. Nel momento in cui si moltiplicano e qualcuno può importi qualcosa, si moltiplica in modo intollerabile, non è più una società libera. La libertà viene ridotta ogni volta che si verifica un fatto, un fattarello, come tu dici, piccole cose, un fatto di questo tipo, la libertà viene compressa, è un attacco alla libertà. Quando si moltiplicano e diventano usuali, la libertà chiaramente non è più tale. Poi vedi la gente in giro che è smarrita, non sa più cosa pensare, non sa più cosa dire, per forza. Non ha più neanche, fra un po' non avrà più neanche la libertà di pensare. Noi, Lega, siamo nati per quello, siamo nati per essere liberi di pensare. Abbiamo una grande dottrina politica che i nostri parlamentari, l'hanno detto loro stessi, non conoscono neppure, forse farebbero bene a rispolverarla. Siamo qui a dire prima la persona, prima il cittadino, tutti gli enti privati o non privati, comunque incaricati di servizi pubblici che svolgono servizi pubblici, devono essere al servizio del cittadino, non il rovescio. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando, altro che scherzando. Qui è quello che dici tu, cioè siamo nell'impossibilità di essere, nella sempre minor possibilità di essere liberi. Ecco, tu hai toccato con i tuoi esempi un elemento fondamentale, è altro che discuterlo in politica, è fondamentale nella politica. Questa è politica, la politica è questa e deve essere questa, prima di tutto la difesa della libertà. So se mi sembra conseguenziale, mi sembra un ragionamento che va assolutamente affrontato, sempre che se ne sia capaci. Ecco, noi bene o male, sia pure con i nostri piccoli mezzi, però quelle cose qui le diciamo. Parliamo di un pensiero, di una teoria, parliamo delle conseguenze. Ci siamo, Francesco. Che ne vengono fatte. E dove andiamo a finire? Sì. Francesco? Mi dicono che abbiamo più o meno esaurito il nostro tempo dopo esserci scaldati anche questa domenica. Scaldato la voce. Che è la Domenica delle Palme. Quindi ci siamo incazzati anche la Domenica delle Palme. Va benissimo così. Ha un suo significato. E dato che poi domenica, appunto, essendo Pasqua, auguriamo una buona Pasqua. Sì, auguriamo una buona Pasqua perché non ci sarà la trasmissione. Esatto, ovviamente. e noi appunto ritorneremo la domenica dopo. Esatto. Quindi auguro a tutti di cuore una lieta Pasqua, dovunque siano. Meglio se passate in famiglia, però come si dice, Natale con i tuoi e Pasqua con i tuoi, dovunque siate, buona Pasqua. Un abbraccio a tutti, al nostro grande regista, ai nostri
buona Pasqua a tutti gli addetti alla radio, che diventi, che sia sempre più una grande radio, come io spero. Un abbraccio a tutti, un abbraccione a Matteo, un saluto ai due gatti e ci rivediamo alla domenica dopo Pasqua.